giallo l'annuncio del presidente Zaia: lunedì 1 febbraio riapriamo le scuole superiori, studenti per ora in presenza al 50%, alle fermate dei bus vigilanza anti-assembramento. Fa discutere la mappatura europea dei contagi. Alcune zone d'Italia, tra cui Veneto, sarebbero ad alto rischio in fascia rosso scuro, dalla regione secca smentita, situazione abbondantemente sotto i livelli. Crisi di governo, Conte potrebbe dimettersi per ottenere un reincarico lampo, alternativa il voto. Per il presidente di Confindustria Veneto andare ora alle urne sarebbe anomalo, ma serve soluzioni in tempi brevi. Dolore e sconcerto a Dolo per la morte di una bambina di 8 anni, febbre alta da giorni, poi le sue condizioni sono precipitate, da chiarire le cause del tragico epilogo. Dramma a Resana, poco dopo mezzogiorno, morto anziano agricoltore rimasto impigliato nel cardano del suo trattore. Le indagini dei carabinieri di Castelfranco. Giorno della memoria, da domani a Treviso 3 totem per ricordare anche le vittime omosessuali dell'Olocausto, e stamane a Venezia la cerimonia di deposizione delle pietre d'inciampo. Mondiali di sci a Cortina, saranno Gianna Nannini e Francesco Gabbani a salire sul palco cerimonia d'apertura del 7 febbraio e in un video speciale ripercorrerà la storia del grande sci mondiale valorizzando le Dolomiti patrimonio UNESCO. Edizione regionale dei telegiornali di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Lo avete sentito dunque dai titoli. Questa mattina durante il consueto punto stampa il governatore Zaia ha annunciato, se la situazione rimarrà questa dal punto di vista dell'epidemia, lunedì riapriremo le scuole superiori, e poi il punto anche sui vaccini. Se non ci saranno cambiamenti repentini di scenario nelle prossime ore, nei prossimi giorni, io ho già dato disposizioni all'assessore De Berti ieri di attivarsi per i trasporti, per lunedì apriamo le scuole. L'annuncio del presidente Zaia, atteso da famiglie e studenti delle scuole superiori del Veneto, al momento ancora in didattica a distanza in virtù dell'ordinanza regionale in scadenza il 31 gennaio. Le modalità di ripartenza verranno discusse nelle prossime ore. Mi sembra di capire che prudenzialmente si andrà verso il 50% in questa prima fase. Dovremmo monitorare fortemente il tema scolastico, perché comunque non è che si va in diminuzione del rischio. Verranno anche definiti gli aspetti relativi al trasporto scolastico. Verranno assunti anche, e ci sarà la figura, ad esempio, di una nuova figura dello steward. Steward che alla fermata degli autobus faranno veicolare i ragazzi verso i diversi mezzi a disposizione per evitare assembramenti. La decisione di aprire le scuole, sottolinea il presidente Zaia, arriva alla luce dei dati del contagio. Adesso, dice, abbiamo un calo di 25 giorni. E a proposito di numeri, quasi dimezzato quello dei veneti attualmente positivi, 44.519. Considerate una settimana fa eravamo 90.000. Ciò vuol dire che si negativizzano e non c'è più ingresso di nuovi positivi. Segnali positivi anche dagli ospedali, con 900 posti letto in meno rispetto al picco registrato in questa seconda ondata. Scende anche l'R Conti, che la settimana scorsa in Veneto era di 0,81, il secondo migliore in Italia. Numeri che portano il pensiero a venerdì, quando ci sarà una nuova valutazione del Comitato Tecnico Scientifico sull'assegnazione delle fasce di rischio. Io spero che la prossima settimana ci regali anche la possibilità di essere rivalutati per la zona gialla. E a proposito di valutazioni, i governatori della Lega hanno rinnovato la richiesta di una revisione immediata delle procedure per determinare il colore delle regioni. Ma il fronte caldo di questi ultimi giorni riguarda le forniture dei vaccini. Stanno arrivando in queste ore in diverse regioni le prime fiale Pfizer delle circa 455.000 previste per questa settimana, 50.000 quelle attese domani in Veneto. Sembra dalle ultime notizie che Pfizer torni a regime con le forniture, addirittura con qualche anche, posso dire, timida apertura per fare qualcosa di più. E io penso che le carte bollate non ci servono, noi preferiamo i vaccini. Ritardi anche per il vaccino AstraZeneca, in validazione in queste ore da parte di EMA. Degli 8 milioni previsti ne arriveranno 3,4 in Italia, dove continua senza intoppi la fornitura di Moderna, ma si guarda con fiducia anche a quello di Johnson & Johnson e Reitera. È uno scenario che ci permette di dire, insomma, che alla volta di febbraio-marzo dovremmo vedere un po' più di, come si può dire, di movimento nelle vaccinazioni. Infine un'ultima considerazione sulla crisi di governo, forse vicina ad una soluzione. Immagino che o ci sono numeri veri o si debba andare a votare, punto. Non ci vedo altre soluzioni.
E a proposito di crisi di governo, è questo il tema del sondaggio che vi presentiamo questa sera. Il quesito al quale vi chiediamo di rispondere è: crisi di governo, cambiare il Premier? Se la vostra risposta è sì, il numero da comporre è lo 0422 1626 691. Se invece la vostra risposta è no, il numero è lo 0422 1626 690. La chiamata, ve lo ricordo, è gratuita ed è sufficiente uno squillo perché la vostra risposta venga registrata. L'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring in diretta dalle 21:15 su Antenna 3. E appunto ci si interroga su quello che sarà il futuro dell'esecutivo, un nuovo governo sempre guidato da Conte ma con una nuova maggioranza, oppure il ritorno alle urne, e i cittadini si dividono. Meglio un Conte ter o meglio tornare a votare secondo te? Meglio Conte. Continuiamo così? Sì. Conte ha fatto solo dei disastri e con le elezioni sarebbe un ulteriore disastro. E io sono convinto che è meglio andare al voto, anche perché avere uno Stato provvisorio ancora e magari si trova fra 2 o 3 mesi ancora punto e a capo, è meglio fare una cosa, diciamo, radicale, ecco, diciamo così. Ecco. Meglio un Conte ter. Sì. Sarebbe troppo rischioso andare a votare? Sì, no, in questo momento andare a perdere tempo per fare elezioni non è una cosa accettabile. Assolutamente tornare al voto. Così almeno risolviamo il problema. Direi di sì, che non è un problema irrisolto da quando è partito, visto che non l'abbiamo neanche deciso noi. Devono trovare un accordo in un modo o nell'altro, per me. E poi si andrà a votare sicuramente. Al voto. Al voto. Scegliamo noi. Direi tornare al voto. Tornare al voto? Sì. Sì. In questo momento qua con la pandemia come si fa a star senza governo? Si perde tanto tempo, quindi bisogna vedere cosa conviene di più. Il problema è che non è il momento giusto, questo è poco ma sicuro. No, secondo me un bel voto fatto bene con le dovute maniere darebbe una situazione un po' più chiara. E il neo rieletto presidente di Confindustria Veneto Carraro sulla crisi di governo dice: è difficile capire cosa stia succedendo a Roma, andare ora al voto sarebbe anomalo, ma qualsiasi soluzione venga presa è importante che venga presa in tempi rapidi. Un Conte ter oppure nuove elezioni? Già nelle prossime ore potrebbe esserci un'evoluzione nella crisi di governo che sta bloccando importanti interventi, dal recovery plan al decreto ristori 5, e intanto il mondo economico resta a guardare non senza preoccupazioni. Fa arrabbiare perché le scene le abbiamo viste tutte quante la settimana scorsa di quello che è successo a Roma. È difficile per tutti, penso, comprendere quello che oggi sta succedendo. Il neo rieletto presidente di Confindustria Veneto Carraro, nei giorni scorsi, parlando della crisi di governo e dei richiami di BCE e Commissione Europea che chiedevano vere riforme per il recovery plan, aveva detto: a volte mi sembra di vivere in un paese di matti. Qualcuno che arriva da fuori, che ci guarda dall'alto e vede le file nelle mense comunali di famiglie che non hanno più i soldi quasi per mangiare, piccoli imprenditori in grandissima difficoltà. Abbiamo una grandissima opportunità, ok? E a Roma stanno facendo così baruffe. Noi guardiamo alla stabilità che deve avere la politica in un momento così complesso, così difficile. Non l'abbiamo capito noi, non l'ha capito, penso, la gente comune. Qualsiasi decisione venga presa, conclude Carraro, deve essere rapida. Sarebbe anomalo andare in questo momento particolare, con la pandemia, con questa crisi economica, ad elezioni. Dati dei contagi, dei positivi in calo, sono 587 nelle ultime 24 ore in Veneto, e allora fa discutere la nuova mappatura del contagio in Europa elaborata dalla Commissione Europea e riferita agli spostamenti legati alle varianti del virus, una classificazione che non ha comunque effetti sulla modulazione interna all'Italia in fasce. La mappa è stata illustrata dal commissario dell'Unione Europea alla giustizia Didier Reynders, che ha mostrato una
simulazione elaborata dal Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. L'Italia è tra i paesi dell'Unione Europea con alcune zone che sarebbero indicate nella categoria, lo vedete nella foto, rosso scuro, cioè area ad alto rischio Covid, applicata alle zone in cui il tasso di notifica delle infezioni di 14 giorni è di 500 o più su 100.000 abitanti. Queste aree sarebbero sottoposte all'obbligo di test e quarantena per poter uscire dall'Unione Europea, per poter uscire dal proprio paese, dall'Italia e viaggiare nell'Unione Europea. E tra queste zone indicate nella mappa ci sarebbe anche il Veneto. La regione smentisce confermando una situazione abbondantemente sotto i parametri. L'atteso ritorno in classe alle superiori da lunedì prossimo a Padova, il piano è già pienamente operativo. Dal presidente della provincia Fabio Bui un appello ai ragazzi: sul fronte trasporti ci pensiamo noi, voi evitate gli assembramenti. Siamo pronti, eravamo pronti anche il 7 di gennaio con il piano trasporti, poi gli eventi che tutto conosciamo, quindi l'indice dei contagi ha indotto anche il nostro governatore ad assumere quella scelta di posticipare tutto al 1° di febbraio. Ci auguriamo che dal 1° febbraio poi si rimanga in aula fino alla fine dell'anno scolastico. Il piano è pronto da settimane, era già stato predisposto per il 7 gennaio. Parcheggi dei bus rimodulati, ma soprattutto aumento di mezzi a disposizione del trasporto pubblico verso le scuole superiori. 200 quelli dedicati al traffico extraurbano, 50 quelli all'urbano, 40 gli steward chiamati a controllare il rispetto delle regole nei luoghi di potenziale assembramento. Ma la parte del leone spetta a loro, agli studenti. Oggi c'è da dire si riparte anche con la responsabilità dei ragazzi, non tanto nel trasporto, perché nel trasporto ci sono queste regole, ma anche nell'approcciarsi alla scuola, evitare gli assembramenti e soprattutto adottare quelle misure di prevenzione che ormai conoscono. Conto alla rovescia per l'uscita dalla caverna, il nome con cui tante famiglie hanno rinominato il rifugio dei figli, a scuola, a casa loro, unico dialogo e confronto possibile tramite lo schermo di un PC. Ma non sarà un ritorno alla normalità. Come previsto dal governo, il rientro in classe sarà il 50%. Si parte un passo alla volta, tra una settimana il 1. Tornando alla notizia di poco fa, ovvero della mappatura del contagio in Europa elaborata dalla Commissione Europea, che vedrebbe anche il Veneto tra le regioni italiane in fasce, in categoria rosso scuro, c'è una dichiarazione del presidente Zaia che dice: immagino che l'Unione Europea parta dalla considerazione che i dati italiani siano uniformi. Questo è un errore di fondo che porta a dati fuorvianti. Bisogna ribadire per l'ennesima volta che il numero di positivi a settimana su 100.000 abitanti dipende dalle positività che si trovano facendo tamponi. Basta applicare, dice Zaia, la proprietà transitiva, ma anche stavolta non è stato fatto, secondo la quale chi fa tanti tamponi trova tanti positivi, chi ne fa meno ne trova meno. In Veneto arriviamo a farne 60-65 mila al giorno, in altre regioni se ne fanno magari un decimo. È quindi ovvio, conclude Zaia, che non si possono mettere a confronto regioni che fanno tanti tamponi e altre che non ne fanno. La cronaca: sono 2 professionisti veneti, Donata Favretto, responsabile del laboratorio di medicina legale dell'Università di Padova, e Antonio Cirnelli, medico legale veneziano, i 2 consulenti tecnici nominati dalla Procura di Brescia, che indaga sul caso di Carlo Mosca, il primario del pronto soccorso dell'ospedale di Montichiari nel Bresciano, che a marzo avrebbe ucciso, stando alle accuse, 2 pazienti malati di Covid, somministrando loro farmaci con effetti letali. Il professionista è stato arrestato in queste ore dai carabinieri dei NAS e si trova ai domiciliari. I 2 consulenti dovranno eseguire l'autopsia sui 2 pazienti e stabilire il rapporto causa-effetto tra i farmaci somministrati dal medico e la loro morte. A Ponte San Nicolò, nel Padovano, un gruppo di ragazzini si dà appuntamento, ma sono tutti senza mascherina e scattano le multe.
L'appuntamento proprio davanti alla parrocchia, tutti in gruppo, tutti senza mascherina. L'assembramento non è passato inosservato agli occhi della pattuglia dei carabinieri di Ponte San Nicolò, che sono intervenuti identificando e multando i giovani. 16 persone, quasi tutti minorenni, un gruppetto noto anche ai residenti del quartiere che già in estate avevano segnalato atti vandalici e schiamazzi. I 16 ragazzini si erano ritrovati nel parchetto davanti alla chiesa di San Leopoldo Mandici in via Moro a Ponte San Nicolò. I carabinieri li hanno sorpresi di pomeriggio mentre se ne stavano tranquilli con le mascherine abbassate. Per loro è scattata la multa da 400 euro per il mancato rispetto delle norme in materia di prevenzione del Covid. Uno di loro è anche stato denunciato per aver fornito false generalità. Quel che preoccupa è che non si tratterebbe di un episodio isolato. Più volte il gruppetto era stato visto incontrarsi in barba ai divieti di assembramento. Ponte San Nicolò inoltre non è nuova polemiche sull'uso della mascherina. Nei mesi scorsi il sindaco Martino Schiavona era stato preso di mira da alcuni vandali che gli avevano sfasciato la macchina dopo che aveva mandato la polizia locale a multare alcuni giovani trovati in un parchetto sempre senza mascherina. Il primo cittadino aveva subito pesanti insulti e minacce anche sui social e perfino la sua famiglia era stata presa di mira con intimidazioni. Nel veneziano adesso con la tragedia che si è consumata a San Bruson di Dolo per l'improvvisa scomparsa di una bimba di 8 anni. Comunità in lutto a San Bruson di Dolo per la tragica scomparsa della bimba di 8 anni venuta a mancare in circostanze da chiarire in seguito ad una malattia improvvisa a causa del perdurare della febbre da giorni. La chiamata urgente al 118 nella notte tra sabato e domenica scorse, quando le condizioni di salute della piccina erano già molto compromesse, con la bimba che si trovava in arresto respiratorio. Immediato l'arrivo dei sanitari del SUEM, con a bordo il primario del pronto soccorso di Dolo, ha tentato di rianimare la bambina per un'ora di speranza, ma senza risultati. Il suo cuoricino ha smesso di battere. Famiglia molto conosciuta tra la comunità, dice il parroco Don Luciano Baccarin, che ieri avrebbe dovuto battezzare il fratellino della bimba, nato a settembre scorso, con la cerimonia sospesa dai genitori. In canonica in queste ore il via vai delle persone che conoscevano la bimba, con i compagni di scuola in lacrime per la sua improvvisa salita in cielo. Tragedia a Resana, in provincia di Treviso, agricoltore muore stritolato dal trattore, è accaduto all'ora di pranzo, indagano ora i carabinieri. Una tragedia che si è consumata in un istante. Un agricoltore di 79 anni stava effettuando dei lavori in un campo dietro l'abitazione quando è rimasto agganciato con i suoi abiti per un braccio dal cardano. L'anziano, Pietro Perinasso, è morto stritolato dal mezzo agricolo. A lanciare subito l'allarme una parente che ha sentito le urla dell'uomo. Sul posto i carabinieri di Castelfranco, lo Spisale e i sanitari del SUEM 118. Purtroppo per l'agricoltore non c'era più nulla da fare. Secondo i primi accertamenti il 79enne doveva tagliare della legna, lavori che era abituato a fare. Il drammatico incidente è avvenuto in via Brentanella a Resana. La notizia si è subito diffusa in tutto il paese, dove Pietro era molto conosciuto. Aveva lavorato per anni assieme al papà del sindaco Stefano Bosa. Lavorava con mio papà, quindi capisci, la conoscenza era diretta. Poi praticamente ogni mattina lo trovavo qui in edicola o anche fuori dal municipio a parlare con la gente, comunque una battuta c'era sempre, quindi una persona veramente molto cara per me, ma penso anche per molti altri residenti di Resana. Per anni aveva lavorato in un magazzino di materiali edili in paese, sempre pronto alla battuta, cordiale con tutti e molto attivo, aiutava nella sagra e faceva parte di diversi gruppi. C'è parte del gruppo di agricoltori del paese, sicuramente una persona mi dispiace molto per quello che è successo, perché era davvero conosciuta nel paese. Pietro Perinasso lascia la moglie e 2 figli. Ad una settimana dalla loro tragica scomparsa si svolgeranno domani alle 15 nella chiesa parrocchiale di Lobia di San Giorgio in Bosco i funerali di Norma Todesco ed Enrico Fontanelle. 2 anziani coniugi sono morti all'alba dello scorso lunedì nel rogo della loro villetta, un incendio causato da una perdita di gas e dalla conseguente esplosione. 87 anni lui, 85 lei. Norma ed Enrico erano una coppia unita ed affiatata. In occasione delle esequie il sindaco di San Giorgio in Bosco, Nicola Pettenuzzo, ha proclamato il lutto cittadino per esprimere in modo solenne e tangibile il dolore dell'amministrazione e dell'intera comunità per gli eventi tragici accaduti.
E adesso voltiamo pagina, andiamo nel veneziano con una notizia relativa insomma al giorno della memoria. Depositate 15 nuove pietre d'inciampo a Venezia che si vanno ad aggiungere alle 90 già posizionate. La cerimonia celebrata questa mattina. Con partenza dal campo del ghetto si è svolta la cerimonia di deposizione delle pietre d'inciampo nell'ambito delle celebrazioni del Giorno della Memoria. Un itinerario scandito dalla posa di 15 pietre e dal minuto di silenzio davanti all'uscio di casa, che fu l'ultima dimora dei veneziani prima della deportazione. Siamo molto emozionati per questa cerimonia perché ci consente di ricordare i nostri cari e soprattutto di sottolineare un aspetto molto importante, che è quello della memoria collettiva che condiziona e ci aiuta a comprendere quello che è stato. Le pietre d'inciampo sono iniziate come progetto nel 2014 e da allora, come ha detto la Presidente del Consiglio Comunale, abbiamo posizionato 105 pietre. Il nostro lavoro è ancora lungo perché sappiamo purtroppo che gli ebrei deportati nei lager nazisti a Venezia sono stati 246, quindi abbiamo purtroppo ancora molte pietre da mettere. Si sta elaborando un progetto per cui, inquadrando le pietre con uno smartphone, sarà possibile approfondire la storia delle persone deportate. 3 totem da domani a Treviso con lo stesso senso delle pietre d'inciampo, attirare l'attenzione sulla tragedia dei campi di sterminio e in particolare degli omosessuali che vi furono deportati. Non pietre ma totem d'inciampo, i 3 che il coordinamento LGBTE di Treviso ha chiesto e ottenuto dall'amministrazione comunale di posizionare in città per sottolineare, in occasione della giornata della memoria, la deportazione nei lager nazisti degli omosessuali. Dal 26 gennaio e per un mese nelle aree pedonali di Piazza Indipendenza, Piazza Pola e Corte San Parisio dei pannelli triangolari, come il triangolo rosa cucito sulle divise dei prigionieri, riporteranno storie e testimonianze di quella persecuzione. Non è la prima iniziativa che il coordinamento promuove a Treviso. L'amministrazione comunale dal canto suo l'ha accolta di buon grado. Perché non riportare delle testimonianze che sono testimonianze storiche? Ovviamente c'è un taglio, una lettura, ma come siamo abituati a vedere delle letture al femminile piuttosto che delle letture d'altro tipo, anche questo è un pezzo di storia che riteniamo i cittadini debbano conoscere. In maggioranza tutti concordi, i tempi delle manifestazioni di protesta sotto Cassugana sono lontani, piena collaborazione sul fronte della lotta alla discriminazione di genere, tanto più quando si rimanda alle atrocità dei campi di sterminio. Chi avrà voglia si fermerà nelle piazze e leggerà la storia riportata nella giornata della memoria, quindi nulla di strano, reputo che sia un gesto assolutamente di diffusione della cultura e di attenzione in una giornata che deve farci riflettere. Ha rischiato la vita un 40enne di Bassano del Grappa intossicato dal botulino. Aveva comprato una zuppa di farro in supermercato, ma invece di conservarla in frigo come raccomandato dal produttore, l'aveva tenuta a temperatura ambiente. Per questo motivo un 40enne bassanese è stato ricoverato al San Bassiano per botulismo alimentare. Una patologia rara ma che conta ancora alcuni casi in Veneto e che può portare ad alterazioni gastroenteriche e neurologiche potenzialmente fatali. L'uomo è in via di miglioramento, ma l'UIS 7 Pedemontana sottolinea come gli alimenti più a rischio siano soprattutto le conserve di produzione domestica. Il caso del paziente ricoverato all'ospedale di Bassano invece è il risultato di un particolare concorso di eventi, come appurato dal dottor Antonio Stano del Dipartimento di Prevenzione dell'UIS 7 Pedemontana. Oltre ad aver conservato a temperatura ambiente la zuppa, infatti il malcapitato l'aveva consumata dopo la data di scadenza e senza portarla a ebollizione. Restiamo nel Vicentino perché la Guardia di Finanza ha messo a segno l'operazione Alto Locati, appioppando decine di migliaia di euro di sanzioni ad alcune agenzie immobiliari dell'altopiano dei 7 comuni.
L'altopiano dei 7 comuni è stato letteralmente preso d'assalto durante la stagione estiva, quando la montagna vicentina è diventata un punto di riferimento fondamentale per chi voleva allontanarsi dai rischi della vita in città al tempo del Covid. Migliaia di seconde case e abitazioni di vario genere, anche sfitte e vuote da molto tempo, sono state affittate durante la buona stagione. Peccato che in questo business si siano impegnati anche soggetti che non avevano titolo per farlo e che sono puntualmente finiti nel mirino della Guardia di Finanza Berica, che ha messo a segno l'operazione Altolocati, appioppando sanzioni per decine di migliaia di euro. L'esercizio abusivo di attività di intermediazione immobiliare è stato contestato a 5 imprese che operano in altopiano perché non avevano i requisiti previsti dalla normativa vigente. Le indagini sono state eseguite tanto sul posto quanto tramite i molti siti internet specializzati nell'offerta al pubblico di appartamenti e case destinati alla locazione turistica. L'attività fraudolenta rilevata dalle Fiamme Gialle ha portato a una minore adesione alle offerte proposte da chi invece era in regola. A ognuna delle agenzie è stata comminata una sanzione di 25.000 euro. Gianna Nannini e Francesco Gabbanni sul palco per dare il via ai mondiali di Cortina 2021 in una cerimonia d'apertura nella quale saranno le Dolomiti ad essere le protagoniste. Il 7 febbraio sarà proposto un racconto di grande impatto che in 75 minuti ripercorrerà la storia del grande sci mondiale e saprà valorizzare l'unicità dell'Italia, del Veneto e delle Dolomiti, patrimonio UNESCO. Grande attesa per Gianna Nannini, insieme a lei saliranno sul palco, come detto, Francesco Gabbanni, Francesco Montanari, Alfa, Andrea Cassa, Jacopo Mastrangelo. Con i mondiali di sci renderemo onore al nostro paese, commenta Alessandro Benetton, presidente di Fondazione Cortina 2021. Andrà in scena sotto i riflettori del mondo, dice Benetton, l'Italia migliore, quella che sa fare squadra, che sa guardare con fiducia al futuro. Prima di salutarvi vi ricordo questa sera alle 21:15 in diretta l'appuntamento con Ring, ospiti il sindaco di Treviso Mario Conte, l'imprenditore Giordano Riello e poi Andrea Penzoiello di Veneto Imprese Unite e l'onorevole Alessandra Moretti del Partito Democratico. È tutto, vi lascio come di consueto alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Bentrovati al meteo. Bel tempo sul nostro territorio grazie alla progressiva rimonta di un promontorio di alta pressione in estensione dall'Europa verso il Mediterraneo centrale e dunque verso anche l'Italia. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la giornata di martedì 26 gennaio sarà caratterizzata, come vediamo, dalla presenza del sole. Sarà asciutto e stabile ovunque, con cielo sereno un po' su tutti i settori della nostra regione, ad eccezione di innocui annuvolamenti sui settori alpini, venti sostenuti dai quadranti settentrionali. L'afflusso di aria più fredda causerà anche un generale calo delle temperature, le minime saranno sotto zero quasi ovunque, valori massimi invece tra i 4 e gli 8 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove lo scenario sarà del tutto simile, con un ampio soleggiamento su tutte le province. Il cielo sarà sereno o solo localmente velato. Temperature minime tra -3 e 1 grado, massime sui 6-8 gradi. Uno sguardo infine alla previsione per il Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà decisamente stabile e soleggiato dappertutto, locali nevicate a bassa quota sui confini alpini. Temperature minime intorno ai -6 gradi, massime sui 3 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.